Questa settimana siamo a Melara, primo o ultimo paese della provincia di Rovigo, secondo dei punti di vista, a 2 chilometri circa la provincia di Mantova, quindi la Lombardia, a pochissimi chilometri la provincia di Verona e quindi per definizione anche questo un paese di frontiera. Andiamo a scoprirlo con le interviste al sindaco, alle associazioni e naturalmente ai cittadini. Andiamo. Con il sindaco di Melara, Anna Marchesini. Melara, primo comune della provincia di Rovigo, io che sono del Basso Polesine, ultimo comune della provincia di Rovigo. Come si sta a essere fondamentalmente il comune frontiera della nostra provincia? Ma in effetti è una bella domanda, complimenti, perché diciamo che ci sono dei confini che sembrano quasi, che sono invisibili ma che ci sono poi alla fine. Però devo dire che noi ci troviamo molto bene, io collaboro anche con i colleghi dell'Oltrepo Mantovano, siamo molto in sintonia. È bello perché comunque c'è una visione anche diversa, politica, anche amministrativa. Le contaminazioni poi invece a livello sociale sono infinite perché poi le persone non è che si fidanzano e si sposano con quelli che sono più vicini. Qua le scuole superiori sono quasi tutte a Ostiglia, quindi per noi Ostiglia piuttosto che Legnago fanno parte del nostro vissuto, non ci sono problemi, insomma. Ecco, voi siete veramente a pochi metri dalla provincia di Mantova, che è in Lombardia. Sì, un chilometro e mezzo. Addirittura, quindi ero tempo fa a Bergantino e gli chiedevo se sentivano l'influenza di Mantova. Dicevano no, noi di Mantova fondamentalmente non la sentiamo. Voi invece? Beh, di Mantova in sé no, però che c'è una contaminazione con l'area limitrofe sicuramente. Sono delle situazioni piuttosto vivaci anche dal punto di vista lavorativo, come lo è Melara, che è molto attrattiva anche per altre persone dal punto di vista del lavoro, e quindi sì, la contaminazione è più sociale forse che amministrativo-politica, ecco, quello senz'altro. Ecco, fate parte anche voi del distretto della Giostra. Assolutamente. In questo momento per la vostra città è tecnicamente ed economicamente importante? È quello che sicuramente ci dà forse un po' di visibilità esterna, perché è un distretto importante per numeri di addetti, per numero di aziende coinvolte anche con l'indotto, ma Melara è vivace anche per altri settori, diciamo che il metalmeccanico in generale è molto vivace. Non viviamo nessun momento di crisi, anzi in questo momento direi che a livello di disoccupazione siamo molto tranquilli. Io sono di Ostiglia, comunque sì, siamo qua vicino, però è diverso, già solo Melara è diverso, però siamo un po' di anni che siamo qua già, quindi ci troviamo molto bene perché ci hanno accolto subito bene, quindi siamo sempre rimasti, è come se fossimo già a casa praticamente. Ma secondo lei gli abitanti di Melara sono più vicini al Mantovano o al Rodigino? Forse di più a Rodigino in effetti. Ah sì? Secondo me sì. Ah, non sentono questa vicinanza con la Lombardia? Tantissimo. Forse con Ostiglia sì, però con il resto penso meno. Secondo me molti sono più vicini da Rovigo proprio, come provincia in generale, quindi... Ritorniamo al distretto della Giostra e alle imprese del suo territorio. Il successo da cosa è stato determinato? Intanto il successo di queste imprese dobbiamo sottolineare che è proprio un successo che è tanto merito loro, perché per quanto mi riguarda tutte le aziende di Melara sono in competizione quasi mondiale, quelle della Giostra soprattutto sono in competizione mondiale e lì il merito è loro. Sono stati bravi e stanno riuscendo a cavalcare aggiornamento tecnologico, comunicazione, mercati internazionali. Ultimamente sono stati bravi perché alcune aziende hanno cavalcato anche i vantaggi della ZLS, noi qua a Melara l'abbiamo visto, i nostri imprenditori locali hanno saputo accettare la sfida e abbiamo portato a casa degli ottimi risultati. Com'è Melara dal punto di vista di commerciante, che è un bar, quindi vede tanta gente passare? È un paese che non c'è tanto movimento, è un paese che si sta spegnendo secondo me, però è un paese tranquillo, bellissimo per me. Quindi dice che essendo tranquillo supera il fatto che si sta spegnendo un po'. Un po' i giovani vanno via, ci sono rimasti solo noi anziani, poi il resto non lo so. Sono qua da 25 anni, sono straniero. Di dov'è lei? Di Albania. Ah, e si è integrato bene qua? Sì, proprio bene. Sì. Da 25 anni che sono qua, mi trovo da Dio.
Quando si parla di Melara si parla della festa della zucca, arrivata quest'anno alla 33esima edizione. La festa della zucca di Melara rappresenta uno dei simboli più autentici del legame tra la comunità polesana e la propria terra. Non è solo una sagra gastronomica, ma è un vero e proprio omaggio all'agricoltura, al lavoro, alla resilienza di un territorio che, come ha ricordato il sindaco, sa reagire e reinventarsi anche nei momenti più difficili. In un periodo in cui il settore agricolo è messo a dura prova da costi crescenti, cambiamenti climatici e concorrenza globale, Melara offre un esempio virtuoso di come la passione e la collaborazione possano trasformare una piccola realtà in un punto di riferimento per tutta la provincia di Rovigo. Il paese, che conta solamente 1700 abitanti, è riuscito a costruire una manifestazione capace di unire generazioni, associazioni e volontari, dimostrando che la forza di una comunità nasce proprio dall'impegno condiviso. La festa della zucca è dunque il miracolo che ogni anno si rinnova a Melara, un tributo alla tradizione, al lavoro, alla comunità, che con dedizione e creatività continua a credere nel valore della propria terra e delle proprie mani. Il problema della sanità, dovete rivolgervi a altre province. Sì, del pronto diciamo soccorso che con Mantova, ecco, questa bellezza che possiamo avere per essere un territorio di frontiera, no? Per tante cose che dicevamo prima a Sì. livello sociale, ci penalizza in modo particolare a livello sanitario, dove facciamo riferimento ad un ASL, dove noi siamo proprio l'ultimo paese alla propaggine, ma io a nord confino addirittura già con Verona, perché confino con Casaleone e Ciarea, a ovest ho Ostiglia, dall'altra parte del Po c'è l'Oltrepo Mantovano, quindi sono proprio qui. Ecco, questa cosa qua è un po' una chiusura, una cesura che ci penalizza sicuramente. Potremmo ruotare su Pieve di Coriano, che è 7-8 km, c'è un ospedale abbastanza importante. Se non potesse essere proprio quella della provincia, della regione, il limite, sarebbe importante per noi accedere almeno a Legnago. Legnago sta diventando un polo molto importante, hanno addirittura un ampliamento addirittura finanziato dell'ospedale. Ecco che qua non capiamo onestamente perché noi dobbiamo essere penalizzati in questa maniera. Perché non potete ancora rivolgervi a Legnago? Facciamo molta fatica. Adesso è stata fatta finalmente, in questi giorni dovrebbe essere firmato una delibera che ci consente di accedere al pronto soccorso. Cioè, se io chiamo il 118, i tempo dipendenti, che sono ictus e infarto, possono non transitare su Rovigo, ma finire su Legnago. Ecco, questo è già importante. Uno che fa un infarto. Quanti chilometri sono da qua? Sono una ventina, però in un quarto d'ora ci arrivi, diciamo. Eccoci, quarto d'ora ci arrivi. E soprattutto è fondamentale anche il posto, cioè facciamo finta che uno sia salvato dall'infarto e viene portato a Rovigo. Da Melara a Rovigo sono 3 corriere differenti, oppure un'ora di strada andare e un'ora di strada tornare, quindi anche il post, no, è importante. Sì, la famiglia va a Legnago ha una corriera, sali a Melara, arrivi a Legnago, tra l'altro vicino all'ospedale, faccio per dire, ma comunque è molto più facile da raggiungere. Detto questo, è un limite anche questo di tipo amministrativo, perché noi su Legnago ci andiamo molto molto frequentemente per motivi diversi, la scuola, ci sono tanti polo scolastico e l'ospedale stesso sarebbe importante per questo territorio, insomma. Ecco, un'altra criticità sono le vie di comunicazione, sia pubbliche, quindi Corriere e altro, che poi è un po' un problema di tutta la provincia in ogni caso, però voi in particolare
siete un pochino isolati. Se ne rendono conto solamente quando riescono ad arrivare fin qua in fondo, appunto non passandoci sembriamo un po' quelli che si lamentano sempre, che hanno però effettivamente le strade sono un nodo strategico. Ma secondo lei questo è per una disattenzione da parte della provincia barra regione barra Stato? Sicuramente noi l'abbiamo sollevato, cioè io anche questo, ripeto, il mio secondo mandato l'abbiamo sollevato anche in passato, speravamo che fosse uno dei temi che potevano essere portati avanti anche come le infrastrutture a livello di ZLS, poteva essere un'occasione, però se noi solleviamo la questione siamo gente che si lamenta, per cui detto anche da qualcuno, insomma vabbè, quindi diciamo che ci farebbe piacere essere tenuti in massima considerazione. Noi la parte politica la stiamo facendo, però poi ci troviamo di fronte che se chiediamo delle strade dobbiamo essere anche onesti, il nostro territorio è fatto di canali, Canal Bianco, fiumi, cioè passa l'Adige, passa di qua, passa di là, e dove c'è un fiume ci vuole un ponte. Non si tratta neanche più di avere delle strade che costano un tot al chilometro, dove c'è un ponte costa due tot o tre anche forse, ecco. Quindi io non mi sento di dire che la politica non abbia fatto la sua parte, poi però c'è un'altra parte che è sempre quella: quanti siamo qui, quindi se non so, si devono accontentare un tot di abitanti facendo 5 km di strada da qualche altra parte, qua invece devono farne 50. I numeri hanno un'importanza comunque, ecco, diciamo. E qui andiamo sull'argomento principe quando vengo in Alto Polesine, questa frammentazione dei paesi. Secondo lei cosa si potrebbe fare per sopperire il problema di questo frazionamento? Secondo me noi siamo abituati ultimamente a fare delle massificazioni, quindi vediamo quello che succede nelle città, non andiamo a cercare quelli che sono i paesi, però se lei va a vedere quanti sono i comuni sotto i 5.000 abitanti in tutta Italia, sono la maggioranza. Quanti abitanti ci sono, quanti cittadini italiani ci sono nei comuni piccoli? Forse sono 50 e 50, perché nelle grandi città ovviamente c'è. Per cui secondo me è una questione anche di equità, cioè non tutti vogliono abitare nelle città, non è neanche giusto, e io lo dico sempre, ma dovrete abitare nelle città perché ci saranno tutti i servizi, perché? Non è mica detto, cioè facciamo finta che uno scelga di fare l'agricoltore nella sua vita, non è che può abitare in centro a Padova, cosa fa? Viene a lavorare tutte le mattine e fa un'ora e mezza di strada per venire a coltivare la terra, quindi bisogna avere invece una visione che è più corretta nei confronti sia dei borghi piccoli che delle persone che vi abitano, che non è che siamo cittadini di serie B, bisogna avere attenzione nei confronti dei servizi. Cioè non è che perché noi siamo 1500 abitanti ci devi chiudere le scuole, perché io lo dico sempre, faccio sempre una questione di equità. Io le tasse le pago esattamente come uno che abita in centro a qualunque città, non voglio neanche dire Milano, ma centro a Rovigo, per cui i servizi che ha il cittadino di Rovigo, l'ospedale comodo, le scuole comode, l'anagrafe comodo, devo averle anch'io. Però per contro le risorse dei comuni sono sempre più limitate. I tagli vengono fatti ai sindaci in prima persona praticamente, perché ci tagliano sempre la parte corrente, che sono le spese correnti, che sono i servizi che eroghiamo ai cittadini. La parte capitale, che è quella con i finanziamenti, andando a bandi o facendo qualche mutuo se uno vuole, la copri, cioè se devo asfaltare troverei le risorse per capirsi. È lo sfalcio dell'erba di tutti i giorni che non riesco a soddisfare. Ecco, da questo punto di vista vedo sì una politica piuttosto disattenta, anche perché, diciamocelo onestamente, finisce tutto qua. Faccio un esempio, arriva la tromba d'aria, il monsone, no? Il downburst, quello che è, ti mandano un messaggino WhatsApp e poi saluti e te la devi vedere tu. Ora dammi le risorse. Sì. Cioè tutte le cose finiscono qua, siamo sempre noi, come dicevamo prima fuori onda, io mi giro, non c'ho nessuno e soprattutto non mi dai nemmeno le risorse, le persone sono sempre meno, i servizi li devi erogare, quindi mi tengo le persone negli uffici, ma che ne so, rinuncio al manutentore, cioè chiunque
all'interno di un'amministrazione è costretto a fare i conti con questo dato. Abita a Milano, spesso viene per nostalgia qua in questa città. Partendo da Milano e venendola a trovare ogni tanto, cosa le sembra? Sta peggiorando, migliorando? Beh, rispetto a quando ero ragazzina e giovane io, tante attività hanno chiuso e quindi lo trovo molto più svuotato, diciamo. Però per me, che non ci vivo, probabilmente mi piace lo stesso, mi piace tantissimo. Fra 10 anni come vede la sua città? Abbiamo fatto un investimento sul futuro, abbiamo voluto credere in una Melara che cresce, stiamo lavorando su un centro culturale, abbiamo lavorato molto sulle scuole, stiamo facendo un efficientamento del municipio, abbiamo risposto prima dei bisogni primari, abbiamo asfaltato praticamente il 70% delle strade di Melara, stiamo portando illuminazione praticamente quasi ovunque e abbiamo riorganizzato il centro, abbiamo fatto una piazza nuova, faremo ancora degli interventi che abbiamo in mente di fare in centro perché secondo noi avere una bella piazza è un bel biglietto da visita. È un bel biglietto da visita. Avremo questo centro culturale su cui ci stiamo scommettendo molto e soprattutto noi siamo convinti di avere risvegliato un paese. Facciamo manifestazioni che non sono solo la festa della zucca, ma partendo dalla festa della zucca che è un grande successo strepitoso, abbiamo street food, due passi di gusto, eventi di cultura e che andremo a sottolineare e a sviluppare nel futuro. Quindi lo vedo come un paese che crescerà, stiamo crescendo in numero di abitanti, poco, ma 25-30 persone però perlomeno non avete una tendenza non abbiamo negativa. da diminuire, quindi cosa vuol dire? Che siamo anche attrattivi, perché vengono le famiglie, e questo ci fa sperare che nel futuro Melara sia una bella realtà, vivace, con una intensa iniziativa di tipo culturale che aiuta la socializzazione. Grazie Sindaco.